Più. Allo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti, che vi parla il vostro sparacazzate preferito, Federico, rigorosamente in diretta da via Carlo Bellero 41 in Milano. Oggi 20 gradi sole. Finalmente siamo usciti dal clima britannico inglese che ha attanagliato per più di un mese questa città, questa meravigliosa terra. E insomma ci ha fatto quasi marcire. Ora mi sentite oggi un po' ammaccato, in effetti la gola un po' me l'ha presa, l'umidità e la muffa stavano arrivando al mio cervello che già era ridotto male. Chi va dal vostro spragazzare preferito, dall'altra parte del chero legnoso il mitico Lorenzo in regia. Rammento le nostre coordinate 0292947222 per chiunque vuole intervenire in diretta. 0292947222. Per i più timidosi abbiamo il canale WhatsApp. Abbiamo il canale comunicativo di WhatsApp. Attenzione, cioè tramite WhatsApp ci potete contattare, così ci aiutate a dedurci, a conoscere realtà che noi ignoriamo, perché io so di non sapere, come diceva un grandissimo filosofo greco, se non erro Socrate, però chi vi parla non ha fatto il liceo, sono un umile ragioniere nonché un umile servo della vigna. Comunque timidosi all'ascolto. 340 670 9659, ripeto 340 670 9659. Allora, il venerdì, oggi siamo rigorosamente in diretta, abbiamo detto 11 ottobre 2024, finalmente rispuntato il sole, anche se siamo in ottobre inoltrato, l'estate l'abbiamo abbandonata il 21 settembre, così almeno dicono i calendari. E il sole è ritornato a splendere su via Carlo Bellero 41, su tutta la città di Milano, l'Interland e buona parte della Lombardia, dopo che ieri abbiamo rischiato di esondazioni varie. C'era il Lambro che per noi, per chi vi parla che viene dalla zona del Lambro, da Cologno Monzese, il Lambro era pari alle strade, abbiamo avuto, insomma, faceva paura. Molto meglio così, finalmente il sole, sarà un mese di bel tempo, il bel tempo è tornato a splendere, anche se anche sulla trasmissione del venerdì, che è consacrata alla sicurezza, in particolare alla polizia penitenziaria, però è consacrata a tutte le donne e gli uomini che hanno deciso di servire il paese in divisa, compresi gli uomini e le donne dell'esercito italiano che sono in missione in Libano, nella missione UNIFIL. Quindi noi non possiamo non essere solidali, non essere a fianco di tutti questi uomini che sono là a rischiare in questo caso, perché nella calma apparente che c'era si sono ritrovati a essere tra l'incudine e il martello di questa guerra, insomma, tra Israele ed Hezbollah, e che oggi sono ritrovati sotto il fuoco di artiglieria israeliano. Una missione ONU presa a botte a colpi di artiglieria. Chi vi parla è un artigliere in congedo illimitato. So benissimo cosa vuol dire un colpo di artiglieria, perché ne ho sparati tanti durante il mio servizio militare a Tolmezzo, nel 3° reggimento artiglieria da montagna. Ringrazio gli alpini qua fuori, siamo sempre i soliti alpini che garantiscono la sicurezza di questa sede. Grazie alpini, ovunque siete, sicuramente c'è qualche alpino anche laggiù in Libano, e insomma non si è mai sentito che la missione ONU venga presa a colpi di artiglieria. Nemmeno in ex Jugoslavia, nemmeno i cattivissimi serbi si sono mai azzardati a fare cose del genere. Mi auguro che qualcuno, insomma, in Israele si svegli un attimo. Sono cose che non esistono, tanto più se sono nostre ragazze e nostri ragazzi che sono là per garantire la sicurezza e per evitare una guerra che potrebbe avere sviluppi mondiali gravissimi. 2 soldati di nazionalità non italiana sono rimasti gravemente feriti da questo martellamento di artiglieria israeliano sulle basi dell'ONU, e che è stato voluto, perché poi è stato detto al Ministero della Difesa israeliano: sì, l'abbiamo fatto perché l'ONU da là se ne deve andare. Se è normale questo, ve lo lascio giudicare a voi. Tuttavia, in una trasmissione dove le divise, che è dedicata e consacrata alle divise, non potevamo esimerci dall'essere solidari con questi ragazzi che stanno laggiù e che ora si trovano nell'occhio del ciclone. Mi auguro che a Tel Aviv qualcuno capisca che è ora di smettere di martellare quantomeno le basi dell'ONU, della missione UNIFIL. Sì, anche perché, come ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto, quello è è un crimine di guerra. E attaccare i soldati dell'UNIFIL è un crimine di guerra,
che nemmeno i peggiori serbi, bosniaci o serbi si sono mai sognati di fare. Questo va Comunque, detto. io ho letto qualcosa appunto a tal proposito. Praticamente l'esercito israeliano ha voluto oscurare quelle che erano le telecamere che servivano a controllare i settori, cioè praticamente sono andati a sparare, hanno sparato proprio avevano come obiettivo queste telecamere che monitoravano determinate zone, e la stessa cosa è successa anche in altri posti. Questo è il chiaro segno che l'esercito di Israele vuole invadere il Libano. Libano, cioè, ripeto, io per i cazzi come cacchio di Netanyahu, Netanyahu, sì, che sta facendo io questa guerra per non finire in carcere alla non fine, è voglio brutto da dire, ma ritrovarmi in una terza guerra mondiale. Io ho messo al mondo dei figli, non li ho messi al mondo per fargli finire a combattere la terza guerra mondiale, perché Netanyahu, se smette di governare Israele, finisce in galera. Ecco, non si può oltrepassare certi limiti. Hanno tutte le ragioni che hanno, però non possono fare cose che non sono consentite agli le altri. regole esistono per tutti, compreso per Israele. Vabbè che loro sono il popolo eletto, ma non è che loro possono fare tutto quel cazzo che vogliono, insomma. Questo è verissimo. Soprattutto non possono provocare una terza guerra mondiale. Proseguendo di questo fatto, noi andiamo a fare quella fine là. Se appresso a quello ci mettiamo anche tutti i vari, anche quello che sta succedendo in Ucraina e con la Russia e tutte le varie guerre sparse per tutto il globo, ecco, noi veramente ci stiamo avviando verso una terza guerra mondiale. Io sinceramente già ritengo di aver lasciato ai miei figli e ai miei nipoti un mondo di cacca. Di melma. Di melma, ecco. Però non vorrei appunto addirittura andare avanti, secondo me insomma si sta esagerando. Secondo me i politici che appunto sbagliano devono pagare, sia appunto che siano in Israele, sia che siano a Gaza o in Palestina, posso Ma dire la cosa, Palestina, sì, si può e dire. anche che siano anche quelli che stanno in Italia. Se c'è qualche politico che ha fatto qualche porcata, oh, se ne deve andare, insomma. Ma quel poveretto di San Giuliano, perché si è ritrovato con la boccia, se è stato fatto fuori, ma ce ne stanno anche altri. Si togliessero dalle palle, cioè dimettersi non è un'infamità. Cioè, Anzi, un atto d'onore. eh, E poi non vorremmo che addirittura i soldati italiani siano stati colpiti con le armi italiane, perché l'Italia è il terzo fornitore di armi di Israele. Quindi pensate un po', magari vendiamo armi a Israele con le quali Israele colpisce i nostri uomini laggiù, a cui va tutta la solidarietà, e ci auguriamo che qualcuno a Tel Aviv capisca che è esagerato. Abbiamo, la regia ci dice che abbiamo l'ospite o abbiamo sì, l'ospite? ecco, prima di Un secondo. solo un secondo ancora. Prima di passare al nostro gradito ospite, io voglio qui commemorare quello che è stato un appartenente al mio sindacato, al PIO, Professionisti Imprenditori Uniti, ed è stato appunto anche lui una voce di Radio Padania Libera, eppure poi La mitica la Radio mitica Padania Radio Libera. Padania Libera, appunto Fabio Onesti. Non Costa? Sì, perdonatemi, Costa. Fabio Costa è stata una voce mitica appunto della nostra radio. Dal marcato accento genovese, se qualcuno Sì, si era... sì. E Fabio... sicuramente ora è in un posto migliore dove le dentiere non servono, perché lui era molto incazzato a livello di dentiere, diceva che molti anziani con la loro pensione misera non potevano permettersi di comprarsela, e lui si incazzava perdutamente quando si toccava questo argomento, che in effetti è un argomento che finché tu tutti i denti ce li hai non ci pensi nemmeno. Certo. Poi vi dico che appena vi iniziano a mancare, anche se sono un ragazzino, io lo capisco, e quindi sicuramente Fabio sei in un posto dove le dentiere non servono, perché il buon Dio i bei denti a chiedere vicino a lui sicuramente glieli dona. Però Fabio, oltre che occuparsi di quelli che erano i problemi sanitari di tante persone anziane della Liguria, era un rappresentante sindacale della categoria dei carrozzieri, e appunto tanto bene lui ha fatto al settore, e tanto bene ha fatto appunto anche al mio sindacato, quello che appunto ti onori di presiedere. Sì, da qualche anno, insomma. Vabbè, con questo diamo il benvenuto al nostro gradito ospite. Però dato che questo è del tuo settore, ti tocca a te, vai. Allora abbiamo il dirigente di polizia penitenziaria Francesco Picozzi. Buonasera dottor Picozzi. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo qua il piacere di avere Francesco Picozzi perché è uscito con un meraviglioso articolo su una rivista
molto letta dalle donne e gli uomini di polizia penitenziaria, ovviamente per chi sa leggere, purtroppo non tutti lo sanno, ma in generale in tutti i settori c'è questo analfabetismo funzionale, ossia la gente legge ma non capisce quello che legge. Pensate a che livelli siamo arrivati. Comunque, chiusa la parentesi culturale, questa rivista Polizia Penitenziaria, Società, Giustizia e Sicurezza, il numero di ottobre, dove il dottor Picozzi tratta il tema del sovraffollamento carcerario. Il titolo così è di questo molto, molto ben fatto articolo: sovraffollamento carcerario, un problema serio, merita un'informazione corretta. E qua ci sono tutta una serie di miti che insomma, lei va a sfatare punto per punto. E allora, dai, cominciamo almeno con la prefazione, lascio a lei le prime parole. Grazie, no, intanto grazie per l'attenzione che avete dedicato a questo articolo. Io, diciamo, ho un po' cercato di ho fatto una sorta di compiti per le vacanze. Siccome ero in ferie, leggevo un po' più del normale i giornali, avendo più tempo. E puntualmente, insomma, nel mio congruo, spero meritato periodo di ferie, ho visto, insomma, diverse frasi sui giornali in tema di sovraffollamento che secondo me sono quanto discutibili, perché, diciamo, da un lato fanno un po' allarmismo e dall'altro non aiutano a evidenziare i profili che credo siano davvero rilevanti di un problema che è serio. Cioè, il mio articolo non tende a dire tutto va benissimo, non c'è nessun profilo di sovraffollamento, siamo perfettamente a posto, non è questo il discorso. Però ecco, leggere certe frasi mi ha dato un po' l'idea, mi ha confermato un po' nell'idea che la stampa, di tempo avremmo detto la carta stampata, ma insomma oggi è anche la stampa online, tende un po' troppo, un po' più di quello che ci si potrebbe aspettare, a schierarsi in maniera un po' ideologica, a fare poi delle campagne stampa più che delle campagne di informazione, che poi chiaramente ognuno le può fare dal suo punto di vista, col suo orientamento politico, culturale, ideologico, ci mancherebbe. Però ecco, mi è sembrato utile riprendere queste frasi e per ognuna cercare di argomentare perché non sono convincenti in tutto o in parte. Ecco, questo è stato un po' lo scopo del lavoro. Assolutamente. E poi allora iniziamo a spulciare, sono belli, ci sono tutti questi punti dove ci sono tutti i cosiddetti luoghi comuni che purtroppo non sono i luoghi i comuni del volgo, del popolo, sono i luoghi comuni di certa stampa, lo dico da iscritto all'albo dei giornalisti della Lombardia, sezione di Milano, insomma da giornalista professionista quale sono, purtroppo con immenso dolore lo devo ammettere. Leggiamo il primo punto: abbiamo troppi detenuti, per questo c'è sovraffollamento e c'è un trafiletto che mi è interessato. Attualmente, ad esempio, Inghilterra, Galles, Francia, con popolazioni simili e poco superiori alla nostra, registrano rispettivamente 87.000 detenuti in Inghilterra e 77.000 detenuti in Francia, anziché i 61.000 italiani, e parliamo di stati che hanno più o meno la nostra popolazione. Polonia, Portogallo e Spagna presentano tassi detentivi ben superiori ai nostri. Insomma, se si guarda i numeri degli altri paesi, dei nostri vicini di casa, la ricorrente crisi del congestionamento del sistema carcerario italiano non pare dipendere essenzialmente da un esorbitante numero di presenze. E questo, insomma, è già questo primo punto sfatato che purtroppo viene detto in maniera martellante su tutti i media, su tutte le TV, su tutti i giornali. Insomma, sembra che in Italia c'è una carcerazione facile, e invece dai numeri che ci sono questa cosa non è affatto vera. Persino la progressista Spagna ha un tasso di detenzione ben più alto dal nostro. Sì, e questo non è un fatto di quest'anno, diciamo negli ultimi 20 anni tendenzialmente, con variazioni di anno in anno, però questa è una tendenza abbastanza consolidata, cioè l'Italia in proporzione ai suoi abitanti non ha un numero elevato di detenuti. E quindi diciamo sia il confronto con paesi
come giustamente diceva lei, con popolazione simile alla nostra o poco più elevata della nostra, che il confronto con paesi, diciamo, con meno abitanti, ma facendo il rapporto tra abitanti e detenuti, ecco, tutti questi confronti tendono a darci un'idea di un paese in cui comunque la vogliamo pensare rispetto agli abitanti, quindi anche rispetto alle capacità gestionali dello Stato italiano, non ci sono numeri esorbitanti di detenuti. Possono essere più o meno alti a seconda degli anni, ma insomma non sono numeri elevati. Ecco, è difficile sostenere che il sovraffollamento carcerario dipende dal fatto che in Italia abbiamo numeri detenuti, che ne so, sul modello degli Stati Uniti, dove effettivamente lì il numero è esorbitante, molto alto, molto più alto di quello di qualunque paese europeo, per dire, giusto per fare un esempio. E qui da noi non è così. Ora poi, questo vuol dire prendere una posizione per dire no, allora cerchiamo a tutti i costi di incarcerare di più le persone? No, non vuol dire questo. Però ecco, il senso un po' di questo mio articolo e anche di lavori precedenti è un po' quello di dire: se facciamo male l'analisi, ma le soluzioni non le troveremo mai. Ma questo penso che valga in qualunque campo, penso dagli incidenti stradali agli incidenti sul lavoro, a qualunque azione delle organizzazioni umane. No? Se noi sbagliamo analisi, crediamo che il sovraffollamento carcerario in Italia dipenda dal fatto che ci sono tantissimi detenuti, è un fatto non vero, quindi probabilmente tutte le azioni che faremo di conseguenza non sono proporzionate alla realtà. Ecco, questo è un problema che secondo me va evitato. Poi, ripeto, la si può pensare come si vuole, nel senso si può anche dire: bene, è positivo che abbiamo pochi detenuti perché vuol dire che abbiamo un sistema più umano, meno severo, magari che evita carcerazioni che potrebbero essere evitate, che invece negli altri paesi applicano a persone che potrebbero essere semplicemente sottoposte a misure alternative. Questo è un altro ragionamento, però ecco, per favore non diciamo che in Italia c'è un sovraffollamento dovuto all'abnorme numero di detenuti. Questo oggettivamente non è, almeno se vogliamo dare valore all'esempio dei nostri vicini di casa. Poi uno può anche dire: sì, ma io non ho interesse per quello che fanno gli altri paesi. Va bene, benissimo. Io invece penso che bisogna guardare ai vicini di casa, non per forza per copiare o imitare, ma insomma per avere un'idea, insomma, di come vanno le cose al di là dei nostri stretti confini. Ecco. Sì, ora qualche punto lo saltiamo perché altrimenti non ci basterebbero 2 trasmissioni. Tuttavia, qualcuno magari la domanda si fa, qua usciamo un attimo un po' fuori contesto, forse in Italia c'è un problema di organizzazione, forse, vabbè che l'erba del vicino è sempre più verde, però negli altri paesi evidentemente il sistema penitenziario è organizzato molto meglio. In Italia purtroppo abbiamo questa specie di relitto post-sovietico che è il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che davvero, nonostante i numerosissimi interventi, non se ne esce fuori, e questo qua ci vorrebbe, come in alcune ditte che invitano l'esperto giapponese per organizzare meglio il lavoro. Ecco, non so se a Roma al DAP qualcuno ha mai pensato di invitare qualche omologo dell'amministrazione penitenziaria giapponese, come fanno molte ditte. Mio papà lavorava in posta a Verona, lavora ancora, andrà in pensione a gennaio dell'anno prossimo, ed un sacco di volte veniva questo giapponese delle poste giapponesi a spiegare agli italiani come si lavorava, e qualche cosa è stata adottata, in effetti il lavoro è migliorato. Ora, non voglio ardire così tanto da imporre un gemellaggio, però forse uno scambio culturale o quantomeno di esperienze potrebbe servire a migliorare l'organizzazione, perché forse qualche problema organizzativo abbastanza grave in effetti c'è. Ma guardi, questo è un discorso molto ampio. Diciamo una cosa, mi fa piacere l'esempio giapponese, perché vi posso raccontare un aneddoto personale. Qualche anno fa avevo partecipato a una conferenza internazionale, diciamo, con base in Francia, quindi insomma io avevo fatto un piccolo intervento in francese sul sovraffollamento carcerario in Italia. Prima di me c'era un professore dell'Università di Tokyo, e quindi, diciamo, molto più meritevolmente di me è riuscito a parlare in francese dal giapponese, quindi insomma è molto più difficile. Però ci ha dato un quadro che ci ha stupiti del sistema giapponese, che ha
ancora meno detenuti del nostro in proporzione agli abitanti, ne hanno molto pochi, probabilmente per ragioni del forte controllo sociale che c'è in Giappone, quindi c'è meno proprio criminalità. Da un punto di vista organizzativo sembrerebbero avere una buona organizzazione con edifici detentivi più che sufficienti, però questo professore diceva: io quando mi confronto con voi europei mi rendo conto che voi siete migliori, nel senso che siete più umani, cioè in Giappone c'è un trattamento penitenziario che lui descriveva in termini molto severi, che da noi, insomma, per alcuni aspetti definiremmo anche non rispettosi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Quindi diciamo che il carcere un po' rappresenta nel bene e nel male le culture dei singoli paesi, è un'espressione della cultura, come ogni paese ne ha in vari settori. Il nostro campo, chiaramente, ecco, il confronto è importante, secondo me, soprattutto sui numeri e sull'organizzazione. Io faccio un esempio, ad esempio uno dei punti, l'ultimo punto di questo articolo, ho ripreso una frase in cui il giornalista sembrava lamentarsi del fatto che in Italia ci fossero soltanto 200, poco più di 200 istituti penitenziari. Ora, in realtà, forse il numero non è proprio preciso, però anche questa è un'analisi sbagliata, perché l'esempio della Spagna, quindi di un paese diverso da noi, molto più simile a noi come cultura e abitudini rispetto al Giappone, ci fa pensare che invece un sistema organizzato su un po' meno istituti penitenziari possa presentare dei vantaggi, perché la Spagna, con un numero inferiore di istituti penitenziari al nostro, è riuscita in questi anni a gestire popolazioni anche superiori alla nostra, in diversi anni superiori alla nostra, e non di poco. Quindi questo può far pensare che una attenzione magari alla organizzazione, razionalizzando gli sforzi, concentrando le risorse, distribuendole bene sul territorio, sia un elemento che magari, diciamo, alla lunga aiuta a fronteggiare meglio il sovraffollamento. Però per contro si può dire che la nostra organizzazione, con più carceri anche piccole distribuite di più sul territorio, da un lato corrisponde di più alla nostra tradizione, in cui tante città, anche che oggi sono magari solo capoluoghi di provincia, comunque hanno una storia di capitali, di piccoli stati, o comunque di centri amministrativi da secoli importanti nel loro territorio. Dall'altro anche il vantaggio per le persone detenute di garantire meglio il cosiddetto principio di territorialità, perché consente più facilmente di stare vicino alle famiglie. Certo, nel complesso richiede uno sforzo superiore allo Stato, che gestisce un sistema carcerario con tanti istituti penitenziari. Quindi anche qui quello che cerco di fare non è dire una verità assoluta, però ecco, attenti alle analisi sbagliate, non diciamo cose che non sono. Non abbiamo pochi istituti penitenziari. Forse ne abbiamo troppi e troppo piccoli, forse è proprio l'esatto, troppo piccoli e troppo vecchi, almeno secondo quello che dice Gratteri, secondo quello che dice anche qualche rappresentante sindacale, abbiamo davvero dei mini carcerini anche da 20, 25, 30 detenuti, che in effetti sono qualcosa di lilipuziano meraviglioso a vedersi, di un'efficienza impressionante, però che esiste solo qua da noi, almeno così si dice tra il volgo. Sì, guardi, un po' l'esempio della Spagna confermerebbe questa teoria. Cioè la Spagna, diciamo, con un sistema più concentrato di istituti riesce a gestire più detenuti e non ha avuto condanne per il sovraffollamento a livello europeo. Quindi questo è un elemento di cui tenere conto. Sì, assolutamente. Bisogna anche dire che questa cosa, cioè il fatto che l'Italia abbia tanti carcerini, tra virgolette, perdonate
il vezzeggiativo, tanti piccoli carceri diffusi in tutto il territorio dovuto a un'eredità delle vecchie case mandamentali. Ecco, per non chiuderle perché servivano i posti, sì, molte di quelle sono state trasferite alla gestione dell'amministrazione penitenziaria. Tutto ciò era dovuto a un sistema giudiziario particolare che prevedeva le preture, ma sicuramente il dottor Francesco Picozzi lo sa molto meglio di me. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio niente po' di meno che Antonio Fellone, coordinatore dipartimento carcere e polizia penitenziaria della Lega e segretario generale aggiunto del SINAPPE. Buongiorno a tutti, ciao a te Fede, buongiorno alla regia, a Mimmo, saluto il caro amico Francesco che lo ascoltavo per radio mentre arrivavo qui. Sì, perché Antonio c'ha la macchina nuova, capito amici? Funziona la radio. Ascoltavo Francesco e è sempre interessante quello che dice, quindi ti ho perso questi 5 minuti da quando ho parcheggiato all'interno di Bellerio e sono venuto in radio. Niente, so che vi ascoltavo e parlavate del, per me, finto problema del sovraffollamento, perché poi è un finto problema. Diciamo, più che un finto problema, come diceva prima Francesca, si fanno rassegne stampa, no? Sul discorso sovraffollamento. Si usa la stampa per fare campagna elettorale. Ecco perché, guarda caso, il sovraffollamento fino a 2 anni fa non c'era, oggi è tutto un problema e causa i tantissimi suicidi che stanno accadendo nel mondo che carcere. Prima non esistevano. Che prima non mica si ammazzavano i detenuti, no, per l'amor del cielo. Quindi purtroppo a noi si è suicidato oggi un detenuto a San Vittore, e quindi che possiamo dare, che responsabilità possiamo dare al governo se purtroppo io ero lì, il detenuto era nel letto stanotte, si è impiccato nel letto, quindi come il collega ovviamente non se n'è accorto, semplicemente che il detenuto stava dormendo, quindi ha fatto tutto sotto le coperte, il collega assolutamente poteva accorgersene. Quindi è inutile addossare responsabilità a chi non ce l'ha. Purtroppo ai noi sappiamo che, io lo dico da sempre, che quando una persona si vuole ammazzare si ammazza, punto. Tutto il resto è finzione o altro, o almeno che non siamo sicuramente siamo stati anche bravi noi e fortunati ad arrivare in tempo in alcune situazioni. Però, ma a proposito di sistema penitenziario comparato, sicuramente il dottor Francesco Picozzi, sì, e poi andiamo in pausa, finiamo questo punto qua, andiamo subito in pausa perché la regia giustamente ce lo fa con puntigliosa precisione notare che il tasso suicidario, ecco, in quasi tutti i paesi europei è ben più alto a quello italiano. Sì, ecco, questo diciamo ce l'ha vicina la piccola e meravigliosa Svizzera, che ha un tasso suicidario nettamente più elevato della povera Italia, ad esempio. Vabbè, questo però bisogna informare chi va nelle carceri, dice che il carcere va chiuso, e chi va nelle carceri dice che le carceri sono razziste. Sono loro che cantano e decantano tutte queste cose. Noi queste cose le sappiamo, Francesco, ci confrontiamo nel quotidiano su tanti argomenti, e su questo ci troviamo sempre, anche sugli altri, ma su questo soprattutto ci troviamo d'accordo. Sbaglio, Francesco? Allora, visto che c'è il problema tecnico, andiamo subito in pubblicità e recuperiamo l'ospite. Torniamo subito, 30 secondi e siamo di nuovo qua. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità.
Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci qua in diretta rigorosamente da Via Calabrero 41, i meravigliosi studi, il bunker di Radio Libertà, inattaccabile anche dall'artiglieria israeliana. Chi parla vostro sparacazzare preferito Federico, a fianco a me Antonio Fellone. Eccoci. Mimo Magnetta che gioca al telefono e soprattutto dall'altra parte del Canyon Legnoso il nostro Lorenzo in regia, che con i potenti mezzi della vecchia radio Padania Libera, i nostri cavi in amianto, stiamo cercando di cogliere il segnale dell'etere e rimetterci in contatto con i nostri ospiti, ma attualmente la nostra antenna di amianto non ce la fa. Ci hanno abbandonato. Comunque, tornando al discorso di prima, il sovraffollamento ognuno lo vede a modo suo. Bisogna essere onesti, sinceri, soprattutto bisogna leggere, perché comunque è da lì che trai veramente il vero dato si può trarre il vero dato sul sovraffollamento. Il problema è che c'è certa stampa, noi la maggior parte della stampa pende un attimo a sinistra e quindi di conseguenza un attimo proprio, ovviamente si estremizza e ogni giorno si fanno polemiche inutili. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Basta, ripeto, basta vedere quello che è il resoconto ogni volta che un politico di sinistra va a farsi la passeggiata, Dicevo tra l'altro, nemmeno a farlo apposta c'è un agente di polizia penitenziaria che conosco, mi sta ricordando, ti ricordi che manco farlo apposta l'anno scorso c'era il caso Cospito, certo, con la bomba di Donzelli, certo, che ecco, insomma tirò fuori da dati riservati del sottosegretario Del Mastro, certo, che alcuni uomini del PD erano andati in visita nei reparti 41 bis promettendo che in caso di vincita delle elezioni ci sarebbero state delle importanti novità per loro. E qua chiudiamo perché ne è uscito un incidente diplomatico gravissimo. Allora, però, insomma, come dico sempre io, andare in carcere, farsi un giretto per poi uscire e fare la solita conferenza stampa e magari far pensare al mondo intero che si capisce di carcere, ne sanno di carcere, conoscono il carcere. Allora, magari dall'esterno qualcuno ci può pure cascare, ma noi che facciamo sto lavoro da anni, noi che viviamo e conosciamo assolutamente quello che è il mondo carcere, ci viene solo da ridere e basta, perché effettivamente quando tu senti una persona che esce dal carcere, la prima cosa che dici, chiudiamo il carcere o il carcere italiano è razzista, ragazzi, vuol dire che veramente del mondo carcere non ha capito proprio nulla. No, ma io fosse per me lo chiuderei tutti i carceri, anche io sono a favore della chiusura dei carceri. Il mio futuro è una specie di anarchia liberale sulle Harley Davidson. Certo, come no. Un'anarchia vera, non liberale, perché a me i liberali non piacciono, mi dispiace, sono controcorrente, lo sono sempre stato, e ognuno si fa giustizia con il suo fucile guidando la Harley Davidson. Però purtroppo è un mondo che mi hanno detto che è irrealizzabile, un mondo post-apocalittico alla Kenshiro, però chissà che un giorno ci arriveremo. Ragazzi, io dico sempre che il problema del carcere oggi, il problema principale nelle carceri, soprattutto al nord, è uno solo, è quello legato assolutamente alla massiccia presenza di detenuti stranieri che nel 90% sono presenti negli eventi critici, perché questi signori non rispettano la nostra cultura, non rispettano le nostre leggi, non riconoscono l'istituzione, non riconoscono il paese che li ospita, perché non hanno nulla da perdere. Punto. Questo è il reale problema. Che ce ne sono altri di problemi, per l'amor del cielo nessuno sta dicendo nulla, però bisogna riconoscere anche a Cesare quel che è di Cesare.
va bene? Sono state triplicate le unità, sono state triplicate le assunzioni, è arrivata la webcam, stanno arrivando perché l'hanno ordinato, cioè ci sono tante di quelle migliori apportate, però abbiamo un problema grosso e non di facile soluzione, perché tante volte sento dire, perché girando gli istituti, i colleghi, oppure, ma questi bisogna mandarli a casa loro, ma magari con la volontà del governo è quello, se ti comporti bene. Però vi va faccio bene. già spoiler, a Sì. casa loro non ci andranno mai, almeno No, perché non l'Europa c'è- non non- vuole. La non c'è- Johansson ha già detto, la commissaria all'interno attuale, che però presto verrà sostituita da commissarie Non ci austriache. andranno mai, Ha parliamone, detto perché che l'attuale, insomma, la Sì. commissaria Contarà, il futuro commissario austriaco agli affari interni invece è molto sfavorevole, e quindi vedremo quello che accadrà. Però per ora, insomma, abbiamo avuto un potere esterno molto certo, contrario. ma il Questo va problema è detto. questo, perché bisogna che gli amici da casa devono capire, non è che tu hai Il la- nostro ospite è rientrato, Ah, Francesco Francesco. Picozzi. Sì, scusate. No, finisco il Siccome il tempo è passaggio. prezioso, comunque sappiate e lui sappia che c'è. Quindi l'abbiamo ricontattato, ce l'abbiamo con Francesco, noi. ci sei. Comunque, detto questo, finisco. Il problema qual è? Non è che non c'è volontà di rispedirli a casa, perché se tu arrivi in Italia e ti comporti male e non rispetti il paese che ti ospita, te ne torni a casa tua, perfetto. Ma magari domani mattina in aeroporto e via. E purtroppo non è così facile, perché spesso, quasi sempre, i paesi Di provenienza non li li vogliono vogliono indietro, e quindi devi cercare degli accordi bilaterali che ti chiedono il mondo per riprendersi queste persone qui. Un progetto è nato ed è in work in progress con l'Albania. Adesso i colleghi sono arrivati in Albania, costituzione di questo carcere per rimandare i detenuti albanesi a casa loro, ma con altri paesi non è facile. Vi posso garantire che c'è una volontà estrema di questo governo di risolvere questa problematica, perché per me, che vivo il mondo carcere e lo conosco da 24 anni, io credo che oggi sia un problema sia il problema principale, perché quanti miei colleghi si ritrovano in sezione davanti a richieste assurde e devono dire ovviamente di no, e basta dirgli di no che ti saltano addosso, ti aggrediscono, ti sputano, non ti rispettano, vogliono fare quello che vogliono. Quindi questa problematica bisogna mettersi a un tavolo e cercare di risolverla, Comunque, perché questa è pesante. Il modello italiano sta facendo scuola, perché la Francia, è notizia di ieri, sta copiando il modello italiano, costruendo delle strutture in Tunisia. Ci sono già gli accordi, quindi come ben vedete le idee, se sono buone, poi camminano. Ma riprendiamo il dottor Picozzi con noi, anche perché c'è un ennesimo punto interessante in questo meraviglioso articolo di stampa da sfatare, a quanto pare. Lo leggiamo perché lo dicono sempre in TV: il carcere non serve a niente, fatevi fare le misure alternative, che così diminuisce il tasso di recidiva e nessuno torna più in galera. Il carcere, insomma, non serve a nulla. Anche questa cosa qua è vera o no? Queste misure alternative vanno a ridurre l'incidenza di sovraffollamento? Bella domanda. Intanto scusatemi per la mia scomparsa, ma insomma non sono stato vittima di un sabotaggio, probabilmente. Lasciatemi fare un po' il complottista. È stato il Mossad, dottor Picozzi? Beh, addirittura. Sì. No, non credo di avere neanche lontanamente. Francesco, mi perdoni se ti interrompo un secondo? Prego. Prima che inizi, perché poi ti ascolto benché volentieri, però volevo darti un altro spunto. Solito populismo ora. Volevo darti un altro spunto. Padova, 2 punti, impermesso dal carcere, rapina alla farmacia. Diciamo anche che è una notizia fresca, 8 ottobre 2024. L'altro ieri, quindi non stiamo parlando di 3 mesi fa. Misure alternative. A te la parola, Francesco. Ci tenevo a dirlo perché gli amici di casa devono saperlo, da casa devono saperle, perché le misure alternative vengono date in questo caso, ma come in 300.000 casi. E noi che lavoriamo all'interno delle carceri e conosciamo il mondo carcere sappiamo che purtroppo a noi spesso si fallisce, perché chi nasce tonto non muore quadro. Scusami Francesco, vai. Grazie. No, allora, io ho preso questo argomento da un punto di vista molto specifico, perché è un tema grosso, ci hanno studiato, ci studieranno ancora, peraltro è un tema sul quale mancano un po' di studi comparatistici ben fatti, secondo me, insomma non ce ne sono abbastanza, perché su questo sarebbe molto importante un confronto il più preciso possibile con altri paesi per capire le dinamiche. Ma premesso tutto questo, io mi ricordavo di una cosa, cioè che al momento delle sentenze, prima Sulejmanovic e poi Torreggiani, avevamo
un forte movimento di opinione di intellettuali, di studiosi, che diceva: con le misure alternative si risolverà il sovraffollamento carcerario, si ridurrà quantomeno il sovraffollamento delle carceri. Passati 10-12 anni da allora, e avendo molto ampliato le misure alternative, perché questo è dimostrato dalle statistiche disponibili. Io poi ho citato anche un articolo del dottor Turrini Vita, pubblicato sulla rivista Queste Istituzioni, che dimostra come ormai il sistema non sia più carcerocentrico, cioè sono di più le persone in esecuzione penale non carceraria rispetto a quelle all'interno delle mura di istituti penitenziari. Ebbene, nonostante questo grande storico cambiamento realizzato negli ultimi 10-12 anni, ci ritroviamo ad avere i detenuti che più o meno tendono quasi come per natura a risalire sopra i 60.000 e a superare questa soglia. E in più però ci troviamo ad avere, rispetto a prima, rispetto all'inizio degli anni 2000, ci ritroviamo ad avere un grande numero di persone sottoposte a misure limitative della libertà non carcerarie. Quindi il risultato sembrerebbe un po' paradossale. Tutte queste riforme per decarcerizzare ad oggi sembrano avere prodotto un sistema in cui i detenuti più o meno sono sempre quelli, e in più ci sono tante persone in più private della libertà in forme diverse dal carcere. Secondo me, quantomeno, dovremmo studiare bene questa questione ed essere prudenti nel dire adesso, in questi mesi, che per risolvere la crisi attuale del carcere servono ancora più misure alternative. Non è detto che funzionino, ecco, solo questo. Ma infatti, Francesco, siccome che ci conosciamo bene, io prima di fare iniziare il discorso a te ho voluto dare la notizia, perché bene o male quello che stavi dicendo tu è quello che ho detto io. Ho dato la notizia, la ripeto: Padova, 2 punti, impermesso dal carcere, rapina alla farmacia. Ma è anche capibile che se tu vai a fare l'operaio guadagni 1.200 euro al mese, invece vai a rapinare una farmacia una volta a settimana, scusate, come certo. in alcune zone cani e face, io userei tutta la vita per rapinare la farmacia. Il problema è che poi dovresti essere pronto a pagare le conseguenze delle tue. Vabbè, ma capace che aveva mal di testa, gli serviva una pasticca, dai, subito. 16 euro di pasticche, compreso quelli del Viagra. No, ragazzi, perché come ben risaputo il Viagra cura una cosa e ne cura pure l'altra. Allora, informazioni di servizio. Francesco, ti va di concludere con la trasmissione? Intanto facciamo intervenire il nostro super ospite che abbiamo collegato via Skype. Certamente, Okay, certamente. Perfetto. C'è Mirko? Ciao Mirko. Buon pomeriggio a tutti. Buongiorno. Abbiamo Mirko Manna, il segretario generale aggiunto del SINAPPE, in collegamento via Skype, ed è un bel vedere. Oggi lo vedo più bello del solito, forse sarà il colore della giacca. Come stai, Evidentemente Mirko? ci vedi male. Ecco, no, che t'ho visto dal vivo l'altro ieri, non eri così bello. No. Questa è l'ultima trasmissione dal vivo di Antonio, perché si dovrà operare di cataratta. Ciao Francesco. Ciao. Allora Mirko, parlavamo della questione sovraffollamento, del finto problema, secondo me poi sono punti di vista, perché su questo batte tanto la sinistra, perché tu sai bene che loro parlano di sovraffollamento, parlano di suicidi in carcere, parlano di tutta catastrofe del carcere, perché l'obiettivo è sempre quello: indulto, amnistia, perché si va a cercare sempre comunque il voto. Certo, il voto elettorali sulle povere persone, sui loro parenti che stanno in galera. Questo va detto. Però volevo chiedere a Francesco, anzi volevo dare a Francesco una notizia, che ne parlavamo stamattina. Cosa ha approvato ieri il Consiglio dei Ministri? Allora, dal comunicato stampa ufficiale di Palazzo Chigi apprendiamo che il Consiglio dei Ministri ieri ha approvato il decreto attuativo che è destinato a diventare un decreto del Presidente della Repubblica, perché sarà sottoposto alla firma, alla valutazione conclusiva del Presidente della Repubblica, attuativo della carriera dei medici. Era un passaggio necessario per attuare la previsione di legge che ha istituito la carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, che quindi necessitava poi di un decreto che specificasse tutta una serie di questioni. E questo è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, quindi ora sarà la valutazione conclusiva del Capo dello Stato e
laddove venisse firmato e quindi emanato questo decreto, poi ci saranno gli strumenti normativi per poi poter procedere da parte dell'amministrazione, diciamo, a dettagliare meglio questa disciplina dal punto di vista operativo e iniziare con i concorsi per i medici del corpo di polizia penitenziaria. Quindi altra bella vittoria e iniziativa del governo attuale, nonostante c'è qualcuno che dica altro. Mirko, che ne pensi? Io dico che per il nostro corpo è una bellissima soddisfazione, finalmente, direi. Io credo che con le attuali riforme messe in campo dal governo siamo arrivati veramente quasi a questo percorso finale che dura da oltre 200 anni, da più di 200 anni, dagli agenti di custodia al corpo di polizia penitenziaria, e finalmente arriveremo ad avere un comandante del corpo che indossa la nostra stessa divisa. E questo, inserire anche i medici del corpo, agevolerà sicuramente il personale di polizia penitenziaria, che oggi di fatto viene sostanzialmente penalizzato, perché sappiamo tutti che quando un nostro collega si trova a doversi recare presso le CMO, non abbiamo mai un medico del corpo e una persona che comprende il disagio che noi subiamo nell'attività lavorativa, e quindi questo sicuramente è l'ulteriore passo avanti che questo governo ci sta portando. Assolutamente sì. Mirko, invece con te volevo parlare anche di un altro argomento, che è quello, se ci puoi aggiornare i nostri amici che ci seguono sulla questione rinnovo contrattuale. Allora, abbiamo fatto l'ultimo incontro l'altra settimana, dove abbiamo rappresentato la necessità di chiudere questo nuovo contratto, perché la coperta è corta. Diciamo che sostanzialmente l'investimento non c'è la possibilità di fare ulteriori investimenti economici su questo contratto. C'è l'impegno del governo sul prossimo contratto, quindi 2024-2026, di trovare ulteriori risorse. Siamo prossimi all'arrivo di questa chiusura. Io credo che un altro paio di incontri e chiuderemo, visto che c'è la maggioranza delle organizzazioni sindacali, sia per quanto riguarda il comparto sicurezza che quello che riguarda il comparto difesa, e dovremmo chiudere intorno alle 100 euro netti in più in busta paga. Quindi qualora riusciamo a chiudere, a marzo dovremmo avere questi arretrati. Ripeto, non è tantissimo, perché comunque sia dobbiamo ritenerci anche fortunati dal punto di vista contrattuale, perché siamo gli unici che hanno sempre il rinnovo del contratto, e anche questa volta il governo ha fatto sì che questa cosa potesse essere attribuita alle forze di polizia. Beh, diciamo c'è questo, poi c'è da riconoscere anche il fatto che adesso nel decreto sicurezza anche un'altra cosa molto positiva per noi è quella della tutela legale. Questa è un'ottima cosa, perché purtroppo a noi spesso ci capita di sentire in giro colleghi che sono costretti ad anticipare un sacco di soldi perché si ritrovano ad avere problemi col nostro lavoro, e quindi di conseguenza dopo i 3 gradi di giudizio e altri risultano comunque assolti, perché effettivamente non è accaduto questo. Parliamo della stragrande maggioranza, però nel frattempo hanno anticipato un sacco di soldi dalla propria tasca, e per riaverli campa cavallo che l'erba cresce, perché passa un sacco di tempo, direi anni. Invece con l'istituzione della tutela legale, voluta fortemente dalla Lega, dal sottosegretario Ostellari e dal sottosegretario Molteni, significa che, ce lo spiega Federico, significa che finché non vieni condannato in via definitiva, quindi può essere per assurdo anche al primo grado, basta che la sentenza passi in giudicato, come si dice in burocratese, sei innocente, come prevede l'articolo 111 della Costituzione. Pensate un po' che fino a qualche tempo fa alla polizia penitenziaria non si applicava, bastava una condanna in primo grado che, insomma, certo, ti ritrovavi bello condannato e addirittura sospeso. Pensate un po', vabbè, al di là della polemica, tutto questo insomma sta andando a cambiare, almeno a livello di tutela legale, di spese legali, che appunto il soldini, disegno di legge, certo, sicurezza prevede che venga anticipato dal governo
dallo Stato in questo caso è che in caso di condanna passata in giudicato, quindi definitiva, il condannato si dovrà dover rifondere le spese allo Stato, ed è giusto che lo Stato difenda i suoi uomini, i suoi operatori, come già li difende in tantissimi altri settori. Assolutamente sì. Della pubblica amministrazione, ecco, così almeno. No, diciamo che questo decreto sicurezza porterà tante cose per noi. Un'altra cosa che ed è estremamente positiva è quello dell'istituzione del reato di rivolta in carcere, che secondo me è fondamentale perché può essere tranquillamente usato come deterrente. Sbaglio, Francesco? Ma guarda, qui mi chiami su un tema che è al centro di polemiche fra studiosi, interpreti, penalisti, processual penalisti. È difficile per me prendere una posizione, nel senso che dal punto di vista tecnico sicuramente incrementa, è uno strumento in più di contratto, in più a comportamenti che poi possono recare danno all'ordine e alla sicurezza interni. Ci sono alcune critiche che mi sembrano un po' come quelle di cui parlavamo prima sul sovraffollamento carcerario, altre osservazioni che invece sono fatte in modo serio da studiosi seri che hanno la loro dottrina, la loro cultura, e quindi ho rispetto per tutte le opinioni. Ecco, un reato appena introdotto senz'altro va nel senso di una maggior garanzia, uno strumento in più per chi opera all'interno delle strutture detentive. Mirko, vorrei sentire un tuo pensiero sia sulla tutela legale che sulle rivolte in carcere. Allora, la questione sulla tutela legale credo che sia un grandissimo passo avanti, proprio perché, come dicevi tu, Antonio, molto spesso ci troviamo colleghi costretti a sostenere delle spese e probabilmente, una volta accertata la loro estraneità ai fatti, verranno risarciti tra 12-15 anni e non per tutta la somma che magari sono stati costretti a sborsare nonostante erano innocenti. Quindi questo è un grandissimo passo avanti ed è una novità dal punto di vista contrattuale. Per quanto riguarda le rivolte in carcere e l'introduzione anche di questo nuovo reato, io credo che la riflessione di Francesco sia più che appropriata, nel senso ci sono varie linee di pensiero su da questo punto di vista. È importante iniziare a comprendere che la colpa non è solo ed esclusivamente del sovraffollamento, ma magari dovremmo vedere quante persone oggi hanno problemi psichiatrici e non sono idonee a questo tipo di detenzione. Probabilmente la chiusura degli OPG a suo tempo è sembrata una riforma intelligente per poter garantire lo stesso sistema sanitario anche alle persone recluse, ma probabilmente l'investimento è stato fatto male. Oggi bisogna essere onesti, ci sono persone che non sono idonee a questo tipo di detenzione, hanno bisogno di strutture sanitarie che comunque sia li aiutino in una fase di reinserimento e li aiutino dal punto di vista sanitario. Questo non avviene e da lì sappiamo benissimo che l'80% delle aggressioni sono purtroppo causate da questi soggetti che hanno dei disagi psichici. Quello che dicevo io prima, la stragrande maggioranza sono loro, perché comunque noi che siamo sul pezzo nel quotidiano e ci viene raccontato tutto, sappiamo bene che la stragrande maggioranza dei problemi arriva proprio da lì, perché è gente che non ha nulla da perdere, fa richieste assurde, al primo no scoppia l'impossibile, tra tagli, bombolette, casini, aggressioni, sputi, minacce e altro. Il problema principale sta lì, perché ripulire le nostre carceri con la previsione di istituti particolari dove far defluire tutta questa parte peggiore, no, della popolazione detenuta, oppure, come dicevamo prima, cercare il modo di rimandarli a casa loro, ma rimandarli a casa loro, come diceva il buon Federico prima, è praticamente impossibile oggi, perché i loro paesi non ne vogliono proprio sapere, perché loro se ne sono liberati, il problema adesso è il nostro. Quindi hai voglia di andare in giro a dire che le carceri italiane sono razziste o che bisogna chiuderle le carceri. Vedere forse a volte
bisognerebbe starsene un attimo zitti, che certamente fa meno danni, ed è rivolta alla persona che va in giro a dire queste cose. Mirko, adesso ci siamo, perché entro fine anno si chiude l'iter concorsuale per ulteriori 3.000 agenti di polizia penitenziaria, 2.568 già previsti da bando, più un incremento di circa 300 unità. Sì, assolutamente sì, e dall'inserimento praticamente del nuovo governo possiamo vantare che sono state programmate assunzioni per 7.500 persone, a fronte di pregresse assunzioni che non riuscivano a coprire nemmeno il personale che era già programmato per la quiescenza, quindi ne assumevamo 700 e ne perdevamo 1.200 in quiescenza. Sì. Fortunatamente il governo Meloni è riuscito ad invertire questa controtendenza e oggi riusciamo a fronteggiare l'emergenza carceri in maniera sicuramente più adeguata a quello che succedeva 3 anni fa. Assolutamente sì, parliamo dei concorsi di agenti di polizia penitenziaria, ma ci sono stati tantissimi concorsi interni, concorsi sottufficiali, commissari. Anzi, no, c'è stato un incremento su tutte le qualifiche, ma possiamo anche parlare di quelle che sono state le assunzioni alla giustizia, al DOG, che sono collaterali anche a noi, i servizi del tribunale e quant'altro. Quindi diciamo gli investimenti del governo sulla giustizia sono stati sono stati importanti e ben visibili a tutti, quindi non ci possiamo nascondere dietro le solite dicerie che portano avanti. No, bisogna sempre dire la questi verità. Pseudo politici di sinistra. Bisogna sempre dire la verità, perché poi voglio ricordare i fondi stanziati dal MIT, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dove vede come ministro il segretario federale e senatore Matteo Salvini, i fondi stanziati circa 166 milioni, anzi poi questo governo, per una garanzia sui fondi stanziati, ha nominato un commissario per l'edilizia penitenziaria con estrema esperienza alle spalle. Pensate un po', solitamente era uso nominare gente vicina a una cerchia, di una certa cerchia, insomma, ecco, quando veniva nominato. Ora si trovano persone capaci, talmente capaci che purtroppo il tempo è finito. Mannaggia, quando le trasmissioni sono belle dobbiamo tirare le orecchie al nostro segretario generale Mirko Manna, che oggi si è fatto attendere perché è arrivato in ritardo, però non fa niente. Ti costerà un pranzo e una cena a Roma, minimo, già segno. Quello è un piacere. Volevo ringraziare Francesco, lo ringrazio. Tu, Federico? Sì, assolutamente, grazie al dottor Francesco Picozzi, e ci auguriamo che sia nuovamente con noi per approfondire come sia, perché l'articolo l'abbiamo appena lambito, l'abbiamo appena toccato e eravamo ai primi antipasti, non siamo nemmeno arrivati al primo, e invece a noi interessa il primo e il secondo, è il dessert di questo articolo che va a sfatare tutta una serie di dicerie della stampa, di giornalisti professionisti, questo che fa ancora più male visto che appartengo alla categoria. Francesco, grazie sempre, noi ci vediamo settimana prossima su Roma, e poi ovviamente sarai sicuramente, credo di sì, perché spesso ci confrontiamo, a Francesco fa comunque piacere intervenire da noi perché è uno dei nostri, questo è ovvio. Sbaglio, Francesco? Io vi ringrazio, grazie per aver letto il mio articolo e per l'attenzione che gli avete prestato. Buon fine settimana a tutti. A te, Francesco, buona serata. Grazie a tutti. Serata. Grazie Mirko, a tutti per l'ascolto, però purtroppo dobbiamo cedere. La facciamo chiudere a Mirko Manna la trasmissione? Sì, sei ancora con noi, velocissimamente. Non ci senti? No, non ci sente. Là da Tel Aviv Mirko Manna non ci sente, però purtroppo c'è la guerra ed è anche giusto che... Vabbè, salutiamo tutti. Volevamo farti chiudere la trasmissione, non fa niente. Allora, però prima di chiudere una cosa al volo, veloce. Sì. Mirko, ci sei? Mi sentite? Allora sì. senti, ci senti, sei? okay. Ci sei? Allora, sì, da Tel Aviv è tutto. Allora, no, Tel Aviv, aspetta un attimo. Noi ti invitiamo ufficialmente venerdì prossimo, fai un'ora con noi dalle 15 alle 16, visto che oggi è fatto tardi, così parliamo di altre cose in generale, che c'è sempre da parlare, tanto da parlare. Chiudi tu. Sì. Viva la polizia penitenziaria. Viva la polizia penitenziaria e viva il SINAP. Buona serata a tutti. Buona serata. Avete ascoltato Spazio Più.
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli